Buonasera a tutti, rieccoci per una nuova puntata di Soundtrack City e qui con me Massimo Pribitera di Colonne Sonore. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Allora, oggi parliamo di un compositore che negli ultimi anni si è fatto molto valere, sto parlando di Michele Braga, un compositore che a differenza di altri che ne abbiamo sentiti qui in trasmissione, alcuni provengono da studi classici conservatorio, alcuni altri vengono da una famiglia di artisti, lui invece viene dalle cantine, viene dal rock, ad esempio, è stato un valente chitarrista e tasterista soprattutto che accompagnava Piero Pelù. Poi la sua carriera si è molto evoluta e ce ne parlerà Massimo appunto della sua filmografia e di tutta la sua evoluzione. Allora, Michele Braga è romano, classe 1977 e diventa popolare nell'ambito delle colonne sonore con le musiche lo chiamavano Gigrobot. Aveva già lavorato e fatto tanti altri film prima, però effettivamente con questa colonna sonora incomincia a ricevere una serie di premi, una serie di riconoscimenti e soprattutto insieme al regista Gabriele Mainetti, che è anche coautore della colonna sonora, lui realizza uno score che è prettamente elettronico, ma di quasi ascendenza epico-orchestrale alla Hans Zimmer. Poi ovviamente cambia un po' registro quando si dedica ai due film finali della trilogia di Smetto quando voglio del regista Sidney Sibilia, perché cura Ad Honorem e Masterclass, ovviamente al contrario, Masterclass e Ad Honorem, con una colonna sonora prettamente funky, molto in stile blaxploitation americano o anche in stile Franco Michalizzi, poliziotteschi anni 70 italiani. Cambia nuovamente registro e si dedica all'elettronica con Dogman, di cui riceve la nomination al David Donatello, e anche lì, dicevamo, con Matteo Garrone realizza una colonna sonora minimale ed elettronica, pochi interventi ma abbastanza importanti. E non è giusto non citare il suo rapporto con Carlo Verdone per due film, Una benedetta follia e quello che ancora è rimasto bloccato a causa pandemia mondiale che si vive una volta sola, che è del 2020, con una partitura, come nel caso di Una benedetta follia, tra il pop e il funk, anche lì molto brillante. E in breve alcuni dei film, forse quelli principali delle collaborazioni. Di tutto il resto andiamo a parlarne direttamente con Michele. Grazie Max, alla prossima. Ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao Michele, allora ecco ne abbiamo parlato, siamo su Soundtrack City, puntata dedicata a un altro grandissimo compositore che abbiamo qui davanti, Michele Braga. Ciao Michele. Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Allora, Michele Braga, come abbiamo già detto in introduzione, compositore ad esempio di Lo chiamiamo Gigrobot, ma anche di Dogman, ma noi adesso parleremo di tante cose con Michele, che ho il piacere di conoscere da un po' di tempo, quindi quindi non potrai evitare di parlare degli inizi. Mi incuriosisce sempre capire da dove si proviene, no? Dal punto di vista proprio, ad esempio, da ragazzo che musica ascoltavi, quando ti sei avvicinato alla musica? Ecco, velocemente queste domande. Diciamo, ho un percorso un po' particolare, perché comunque mi sono avvicinato tardi alla musica, verso i 13-14 anni. E ho iniziato da autodidatta, ad orecchio, amavo il rock, poi mi sono appassionato alla musica jazz. Il mio strumento è sempre stato il pianoforte, però anche quello ho imparato da autodidatta. Ho sempre amato tantissimi generi di musica, quindi anche suonarla ho spaziato dal rock, come ti dicevo, suonavamo i Pink Floyd quando avevo 16 anni, ma suonavamo anche la musica italiana. Ho dei video di concerti fatti a scuola in cui canto i Litfiba e quindi suonavo la musica italiana. Poi mi sono avvicinato al jazz, ho studiato un po' jazz
e dopodiché mi sono dedicato alla musica elettronica e avevo 19-20 anni e abbiamo fondato un gruppo che si chiamava i Kitchen Tools e abbiamo tra l'altro pubblicato un disco con la Extra Label. Te la ricordi la Extra Label? Che portava in Italia Moby, per dire, pubblicava anche Depeche in Italia al tempo, era una divisione della Virgin, e pubblicammo il nostro disco. Io avrò avuto 20 anni, penso 21 anni, quindi concerti notturni fatti con il gruppo di musica elettronica. Dopodiché il gruppo si è sciolto e io dopo l'elettronica mi ero appassionato tantissimo durante quel periodo alla musica per cinema e alla musica per film e alla composizione in particolare, e da lì è cominciata, diciamo, sono arrivate varie possibilità e ho iniziato questo percorso che è quello che, diciamo, mi ha sempre appassionato e mi appassiona di più ancora oggi. Allora, ecco che quindi già una particolarità la vedo, cioè nel senso, tu in qualche modo nasci dalla musica, forse dalla musica che si fanno nei licei, nelle cantine, il rock, sento quelle cose lì, ed è questa una cosa che insomma Hans Zimmer faceva così, e quindi voglio dire, per cui c'hai anche lo sapevo. Uno qualsiasi. Senti, prima parlavi di Litfiba, quindi io non posso dire che io so benissimo che tu non solo sei andato molto avanti con la collaborazione e col piacere, perché tu hai lavorato con Piero Pelù. Guarda, proprio nell'ultimo periodo di questo gruppo, i Kitchen Tools, che ti dicevo, che portavamo in giro un po' il nostro live set, e io suonavo le tastiere e i sintetizzatori lì. Una di queste tappe fu a Firenze, alla Fortezza d'Abbasso, e lì conobbi una ragazza, una donna che mi chiamò per introdurmi a Piero, perché stava cercando un tastierista per il suo disco da solista, il suo terzo disco da solista. Cercava un tastierista e eventualmente, per andare live, una seconda chitarra. E quindi come io ero completamente disoccupato, vivevo da solo, e in quel periodo mi ricordo, se non ricordo male, in quel periodo facevo il cameriere a Testaccio, qualcosa del genere, per pagarmi, come dire, da vivere, come molti di noi, come molti musicisti. E quindi mi fiondai per questa opportunità, e devo dire nacque, oltre che una bella collaborazione, anche una bella amicizia, è durata un paio d'anni. Ecco, ti racconto una cosa. Dopo aver lavorato alle sessioni per il disco, lui mi disse: guarda, poi tra un paio di mesi lavoreremo al live. Mi fa: ma tu come va con la chitarra? Tanto, non voglio dire, i pezzi non sono particolarmente difficili, però insomma te li devi studiare. Io ho detto: sì, vai, tranquillo. In realtà non sapevo suonare la chitarra. Quindi dopo aver lavorato con lui lì nella provincia di Firenze, tornai a Roma e mi chiusi 2 mesi a studiare chitarra per poter suonare con Piero Pelù. Per poter, non ti dico le dita, le mani, in che condizioni erano. Io ti voglio dire che lo ricordo perfettamente, perché l'hai postato tu su Facebook, un video dove tu in canotta che suonavi la chitarra aizzando la folla, ed è meraviglioso quella cosa. Senti, ok, e allora veniamo adesso invece alla domanda che precede la tua filmografia. La musica per immagine è stata una scelta o un'occasione che ti è capitata lungo il cammino? Guarda, è stata ovviamente un'occasione che ho cercato di, come dire, onorare, ma mi è servita proprio come scusa per approfondirlo e per studiare, mettermi a studiare tutti i vari lati di questo mestiere, che è, diciamo, ha dentro di sé, come dire, il mestiere dell'artista, dell'artigiano, dell'imprenditore, del producer, del PR, cosa che io non sono perché vivo barricato qua dentro, però ho dovuto imparare un minimo anche a gestire le pubbliche relazioni, perché comunque come dire, in Italia, almeno in Italia, io lavoro in Italia, non funziona molto con la gente, questo tipo di mestiere. Molto funziona con le proprie relazioni. È il proprio lavoro, e come lavori, se lavori bene, di solito ti richiamano, cioè non è che ci sono dei grandi misteri dietro. Però insomma ho sempre cercato di
di farlo con un po' di originalità, con quello che sapevo fare, mettendoci molta onestà, ecco, questo sì. È importante quello che dici, soprattutto perché fa parte del bagaglio professionale evidentemente dei compositori di musica per immagini, per il cinema, per la serie televisiva, ovvero un certo eclettismo, un open mind di fondo, una capacità di lavorare su situazioni diverse, musiche diverse e via dicendo. Quindi più si è curiosi, meglio è. Io ti direi la curiosità e l'apertura mentale. Certo. Cioè il non essere rigidi. A volte questa è una cosa che è anche frustrante poi per un musicista, però spesso e volentieri ogni volta che scrivi un brano, che per un musicista, tutti i musicisti, ogni brano scritto è quasi non voglio dire un figlio, però insomma è qualcosa in cui tu hai messo anima, passione, sangue e sudore, e a volte nel tempo di uno schiocco di dita viene cestinato perché non funziona o perché semplicemente la produzione o il regista hanno cambiato idea, e quindi quel brano andrà a far parte del tuo archivio e magari ogni tanto lo ritirerai fuori dal tuo cilindro per qualche nuovo progetto, oppure rimarrà lì nel dimenticatoio. E soprattutto tu puoi scrivere un brano, ma poi devi avere anche la capacità di adattarlo a quelle che sono le situazioni del film e le necessità. Essere libero da preconcetti e soprattutto non attaccarsi molto alle proprie cose, alle proprie idee. Senti, allora iniziamo con la tua filmografia. Allora, inizio con i primi titoli. Siccome i primi titoli molto i miei figli su Zoom con i loro professori. No. Allora, iniziamo con i primi titoli, dove peraltro con un paio di questi ho avuto il piacere di lavorare con te. Allora, io qui vedo un trittico che si compone di Come tu mi vuoi e Iago di Volfango De Biasi, con cui poi hai lavorato ancora, e Tutto l'amore del mondo con Riccardo Grandi. Ecco, che ricordi di quel periodo lì? Ma guarda, il primo film è stato Come tu mi vuoi. In realtà io avevo musicato prima di affrontare quel primo film, avevo lavorato a Basette con Mainetti, che è un cortometraggio, diciamo, è diventato cult perché racconta, diciamo, di un Lupin scritto da Guaglianone già, e quindi racconta di un Lupin a Roma, a Tor Bella Monaca con Massandrea, insomma. Sì. Andatelo a cercare su YouTube che si trova, chi non l'ha visto è ormai è diventato un cult. Quindi avevo già avuto qualche piccola partecipazione, insomma, avevo già avuto una piccola esperienza. Chiaramente ero abbastanza naif, quindi il fatto di aver cominciato con le commedie, e in particolare questo tipo di commedie, è stata una grande possibilità di spaziare vari generi, di poter scrivere le canzoni, che in quel periodo comunque mi piaceva scrivere molto, e cercavo di scrivere e di inserire canzoni anche scritte in inglese o in italiano, magari coinvolgendo anche degli artisti emergenti della scena più indipendente romana in particolare. Me ne ricordo alcuni, infatti eri molto coraggioso da quel punto di vista, cioè forse sei stato il primo compositore che ha inserito in una colonna sonora artisti della scena indie romana di quel tempo. Era un linguaggio che mi apparteneva di più, certo. E quindi e io scrivendo in quel modo mi sentivo molto vicino a quel tipo di mondo musicale. Le commedie è in realtà così come è molto difficile, bisogna essere attori molto bravi per far ridere, anche degli bravissimi sceneggiatori per far ridere con le proprie sceneggiature. Secondo me è anche difficile musicarle, in realtà non è semplicissimo, e devo ringraziare in questo caso Volfango De Biasi, perché lui affrontava il suo primo film e sulla carta era un'opera prima, ma con due attori che in quel momento erano comunque attori giovani molto conosciuti, che erano Cristiana Capotondi e Nicola Sfacoridis, e quindi, diciamo, sulla carta avevano tutte come dire, le carte in regola perché potesse essere un buon successo al botteghino, cosa che infatti fu, perché incassò, se non ricordo male, tra i 7 e gli 8 milioni di euro. E quindi fu un esordio un po' col botto per Volfango e di conseguenza anche per me, e lo devo ringraziare perché mi portò con sé, perché spesso succede che si chiede al musicista dai, mi fai le musiche per il corto, dai, c'ho sto corto, mi fai le musiche gratis. Tanti ragazzi con cui parlo adesso
spesso e volentieri lavorano gratis per questi progetti, a volte lo si fa con grande voglia, a volte magari controvoglia, però insomma e lui appena ebbe l'opportunità di un lavoro vero, insomma, di poter monetizzare, mi coinvolse, e da lì è partito tutto. E da lì è partito tutto. Senti, allora io vado avanti invece. Tutto, scusa, tu dici è partito tutto, poi tutto si è fermato un anno dopo a Iago, perché Iago sì. E quindi poi ho dovuto ricominciare tutto quanto, e anche Wolfango, perché in Italia quando qualcosa va male, diciamo, sei macchiato per un lungo periodo. Peraltro come se fosse colpa del compositore, ma magari fosse uno ci avesse questa ci sono possibilità. Molti, guarda, in questo mondo c'è una scaramanzia pazzesca, ho scoperto. Io non lo sapevo, ma guarda, crescendo, lavorando tanto, ho visto che c'è una scaramanzia incredibile, quindi se partecipi a dei progetti che poi hanno successo, comunque sei uno di successo. Sì. Guarda, lo capisco perfettamente, ma andiamo avanti invece. Allora, lo chiamiamo Gigrobò, è del 2015-2016, regia di Gabriele Mainetti, un successo clamoroso da questo punto di vista che forse nessuno si aspettava. Ecco, tu che l'hai vissuto dall'interno, anche lì qualche cosetta c'entro, però il primo arrangiamento di Luca Marinelli, esatto, soprattutto Luca Marinelli, quando cantava appunto il pezzo da Neox, c'ero io dentro lì a seguirlo in studio, perché lui, quest'uomo qui, stava in UK, se ricordo male, ma pure questo ci dovresti parlare proprio della tua esperienza lì. Ma ritorniamo allo chiamano Gigrobò. Voi lavorandoci lo sentivate che era un film che poteva spaccare, come si suol dire? Guarda, io sono arrivato che il film era già montato. Sì. Gabriele ha avuto un iter produttivo che ha raccontato ovunque, ha avuto un iter creativo, produttivo, dalla sceneggiatura di Nicola a poi alla realizzazione, il fatto che molti produttori gli abbiano chiuso la porta in faccia, il fatto che lui abbia si sia tirato su un po' i soldi da solo, e quindi molto lungo, ci ha messo tanto tempo anche per post produrlo, ovviamente. E quindi io sono arrivato che il film era montato, tra l'altro lui è oltre a scriverli, a produrli e a farli, i film, li musica anche, sì. E quindi abbiamo lavorato insieme, io e Gabriele ci conosciamo dai tempi della scuola e avevamo lavorato insieme per il corto, e anche lui mi chiamò per provare a collaborare su questa sfida che era insomma abbastanza grande. Per quanto mi riguarda, vidi subito che era un prodotto bellissimo, me ne innamorai subito e glielo dissi subito. Abbiamo provato varie strade e devo dire che poi abbiamo trovato, secondo me, la nostra strada, con tutte le ingenuità del caso, eravamo anche naif da questo punto di vista, anche noi in quel periodo, però man mano che lo musicavamo, sempre più si capiva che poteva essere non ti dico un successo, ma comunque qualcosa di molto molto bello e di importante. Quando poi è stato presentato al Festival di Roma e ero presente alla prima, si sentiva che aveva come dire fatto il botto, ecco, perché esatto. In quel momento la reazione della sala fu strepitosa. Peraltro un film molto romano, no? Che però un romano completamente nuovo, diverso da quello delle macchiette, da quello delle cartoline, quindi veramente un bellissimo film. Peraltro io ricordo che, se non sbaglio, tu hai vinto il Chuck d'Oro con questa sì, colonna sonora. Insieme a Gabriele. Esatto, quindi parlo del 2016. Dunque, va bene, allora andiamo avanti. Probabilmente a te lo chiamavano Gigrobò, ti ha portato molto bene, perché dopo vedo che hai avuto una serie di collaborazioni stupende, eccetera, eccetera. La prima che vedo, ad esempio, è quello con Sidney Sibilia, perché hai lavorato al sequel di Smetto quando voglio, fortunatissimo film, Smetto quando voglio Masterclass, Smetto quando voglio ad Honorem, hai fatto. Sì. Ecco, allora, qui ti faccio una domanda un pochino tecnica. Come ti sei trovata a lavorare su un sequel? Guarda, da questo punto di vista sono stato abbastanza fortunato, perché il primo Smetto quando voglio, se te lo ricordi, insomma, chi l'ha visto se lo ricorderà senz'altro, aveva una quantità di musica di repertorio sconfinata, cioè pieno zeppo di canzoni
che ci ho lavorato. Ecco, vedi. Quindi lo so. Era pieno zeppo di brani di repertorio, tutta musica che Sidney o che Gianni Vezzosi, insomma, amano, e quindi hanno inserito all'interno del film. E quindi di fatto non è che ci fosse proprio un vero e proprio tema del film, quindi da questo punto di vista sono stato, come dire, facilitato, perché poi per una serie di motivi, e tra cui uno proprio narrativo, perché alla fine del secondo e nel terzo abbiamo proprio la presenza, come dire, del cattivo vero e proprio, e quindi c'era bisogno di sottolinearlo. Viene narrata, diciamo, è come se si andasse in un altro campo narrativo, e la musica deve sostenere quella parte, come dire, del racconto, e quindi avrai più il tema del cattivo e il tema come dire, del gruppo, dei ragazzi e dei buoni, tra virgolette, e quindi siamo riusciti a inserire più musica originale rispetto a quella di repertorio, ecco. È fatale, lo dico proprio, che le musiche di repertorio, cioè le canzoni non del compositore originale, sono un po' per il montatore e il regista un po' una sorta di coperta di Linus, dico io, perché ti tranquillizzano, eccetera eccetera. Dopodiché però quando fai nascere un buon rapporto col musicista, allora cominci a capire che certe cose le puoi sottolineare solo con la musica originale, appunto. Certo, questo è sicuramente vero. È anche vero che sono differenti linguaggi proprio. Certo. Per me la colonna sonora ovviamente è fatta di musica originale, non potrebbe essere altrimenti. Però è anche vero che il repertorio, utilizzato in un certo modo, spesso anche a contrasto, senza andare a scomodare Kubrick, ma comunque la musica di repertorio pensata già dagli sceneggiatori mentre scrivono il film, e quindi usata bene, e quando non è tanto usata come tappabuchi o comunque come aiuto in una situazione, diciamo, un po' più lenta del film, è sicuramente un grandissimo valore aggiunto. Allora, senti, passiamo al capitolo Verdone. Allora, Verdone è un regista che ama cambiare sovente il compositore, cioè ne ha girati tanti. Te sei uno dei rari casi dove c'è il bis. Hai fatto un bis, mi sembra 2 film tu hai fatto con il secondo deve ancora uscire. Ok, allora questi 2 titoli sono Benedetta Follia del 2018 e appunto Si vive una volta sola del 2020. Ora, la domanda che ti faccio è sei romano e anche Carlo Verdone, quindi con una filmografia pazzesca che nell'immaginario di tutti quanti noi. Per di più, da quanto so, Verdone, insomma, è un conoscitore di musica non indifferente. Come ci si trova a lavorare? Ah no, poi ho saputo che tu sei ipocondriaco. Fai vedere la prova della tua ipocondria? Fai vedere, la mucchina ce l'hanno tutti. E hai incontrato lui, quindi c'è un altro gancio da questo punto di vista. Ecco, ti volevo dire, dal punto di vista appunto di misurarsi con un regista che evidentemente ha una cultura musicale importante, come ci si trova? E come ci si trova? Bene, perché con Carlo Verdone ti ci trovi benissimo. Allora, due cose, 2 appunti. Allora, lui, se tu gli dici che lui è ipocondriaco, ti toglie il saluto, secondo me. Perché lui è convinto di non esserlo, e io pure sono convinto che lui non lo sia. È un grande conoscitore della materia medica. Quindi ha vinto anche, gli hanno anche dato una laurea l'anno scorso, honoris causa, non so se in farmacia o in che cosa. Comunque quello che so per certo è che tanti suoi, come dire, amici, registi, attori, gente del mondo dello spettacolo lo chiama continuamente per avere, tra virgolette, prescrizioni, consigli su pillole da prendere, eccetera. Io sono abbastanza ipocondriaco e quindi cerco di stare lontano dai malanni, perché appena ho un piccolo malanno sono convinto di morire. Tra l'altro prima vivevo chiuso qua dentro con la mucchina, vedevo poche persone, adesso vivo chiuso qua dentro con la mucchina e vedo poche persone, quindi non cambia nulla. Per fortuna non è cambiato molto. Nei film di Carlo collaboro alle musiche insieme a Tommy Caputo, che è un mio amico
e ho collaborato sia in Benedetta Follia sia in questo Si vive una volta sola, che deve uscire. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Carlo, perché comunque è un grande conoscitore di musica, ma non ti mette mai in difficoltà per questo aspetto, nel senso che lui rispetta molto e si affida anche molto alle proposte che puoi fare. Poi tira fuori, come dire, dal cilindro delle chicche di musiche che ovviamente tu non conosci e non puoi conoscere, e lui ti dice ma il disco, quello lì, quel live del 74 bootleg che è uscito soltanto in 12 copie, io ce l'ho, ti dice. Non lo conosci? Tu dici no, come faccio a conoscere? E lui però lo conosce, ce l'ha e te lo fa sentire. Quindi da questo punto di vista è veramente molto stimolante anche. Grande amante del rock. Lo so. Secondo me, questo è un mio pensiero, soffre un po' in questo periodo storico, perché la musica, diciamo, non è, come dire, non risponde un po' a quei canoni quei canoni nella musica sudata, quella proprio, sì, quella lì, lo so. Un po' più di plastica. Lo so. Senti, allora, e adesso veniamo a l'altro spartiacque che c'è avuto, che parlo di, ovviamente, Dogman 2018, Matteo Garrone. Anche in questo caso ti faccio una domanda: come è nata la colonna sonora e soprattutto se ti rendevi conto, anche qui un altro film peraltro molto romano, un po' come lo chiamano Giga Robot, Il Canaro. Parlami un po' di come è nata questa collaborazione, questo lavoro. Dunque, Matteo Garrone ovviamente non lo conoscevo personalmente, lo conoscevo di fama, è uno dei miei registi preferiti in assoluto, e in particolare ho amato molto L'Imbalsamatore, ma in generale, insomma, tutti i suoi film sono, secondo me, hanno sempre qualche cosa di straordinario. Per quanto riguarda Dogman, anche lì il film era praticamente finito, mancava una scena che poi hanno girato e aggiunto, quando sono stato chiamato per dirmi che Garrone, che inizialmente voleva un film senza musica, stava cominciando a pensare della possibilità di inserire qualcosina, insomma, qualcosa di musica. E film straordinario, anche senza musiche, assolutamente straordinario, me ne sono innamorato subito, e dissi a Matteo molto semplicemente, dissi che è proprio quello che pensavo, è un film stupendo, un capolavoro, se vuoi possiamo provare a lavorare sulle musiche in 2 o 3 punti, 4 punti, non di più, cioè non metterei tanta musica, ma c'è spazio per provare a inserire qualche cosa. Quindi ci siamo, come dire, rimessi a lavorare per come dire, trovare l'anima del protagonista, di Marcello, che poi sarebbe Marcello Fonte. E sono riuscito a inserire, diciamo, diversi punti musica, credo in parte anche aiutando, come dire, la comprensione di questo personaggio così ben interpretato da Marcello Fonte. È molto importante quello che dici, perché in qualche modo è come un lavorare sulla sottrazione, no? Mi sembra di capire, all'interno di questo film. È coraggioso come compositore fare un discorso del genere, perché normalmente invece uno tende a riempire gli spazi, invece... Esatto. Guarda, inizialmente era un po', ho fatto, come dire, delle proposte che andavano, si prendevano più spazio, ecco così. E devo dire, in 2 settimane, poi alla fine, in 2 settimane e mezzo, è venuto fuori quella che poi è stata la colonna sonora. Le sonorità azzeccate, ho utilizzato l'elettronica, una celesta processata e pochissimi strumenti. Credo che sia venuta... No, è venuto un ottimo lavoro, perché, ripeto, perché è un lavoro coraggioso, è un lavoro dove si vede che quelle note che ci sono, quei minutaggi sono tutti con un senso, e mai ma anche perché con Garrone non sarebbe potuto essere. Allora, quello pensavo. Ma adesso veniamo invece forse all'esatto opposto di questo tipo di lavoro. Allora, nel 2019 hai fatto 2 serie televisive. Peraltro mi incuriosisce quello che hai detto prima, cioè che avete registrato all'Aquila al conservatorio. Sappi che io sono andato al conservatorio dell'Aquila, io ho studiato al conservatorio di l'Aquila, ma quello che purtroppo è venuto giù. Immagino che tu invece sei andato in quello, ovviamente in quello nuovo. So che al Conservatorio di l'Aquila poi insegna un grande compositore che è Carlo Crivelli, se non vado errato.
Lui è stato, Carlo Crivelli è stato, come dire, il nostro, tra virgolette, il nostro Caronte, nel senso che lui ci ha aiutato a trovare, insieme alla RAI, volevamo coinvolgere un'orchestra diciamo di aquilani, e quindi abbiamo potuto lavorare con la sua orchestra, che con la sua propria orchestra. Esatto, sì, è residente lì, e abbiamo inserito all'interno dell'orchestra alcuni elementi anche del conservatorio di L'Aquila, quindi ci tenevamo, come dire, a dare questo piccolo segnale in più. Bellissimo. Ci sembrava bello. Direttamente dentro il conservatorio abbiamo registrato delle sessioni di cui è un bellissimo ricordo, veramente un bellissimo ricordo, per questa serie che è andata in onda ormai quasi un paio d'anni fa. Allora, progetti presenti e futuri. Allora, sappiamo che il discorso della pandemia, della Covid-19 ha un po' bloccato tutte le lavorazioni, set e via dicendo. Ecco, io da questo punto di vista ti vorrei fare subito una domanda che c'entra con questo. Come vedi l'uscita da questa situazione? La vedi in tempi medi, tempi lunghi? Perché ha bloccato il cinema, la musica, in generale tutta l'arte. Come vedi soluzioni, vie d'uscita? Ma guarda, in questo momento, da quanto insomma nessuno lo sa, ci sono due cose sicure. La prima è che c'è un grandissimo bisogno di cultura, ecco, e di audiovisivo. Perché se non avessimo avuto, guarda, non è una frase fatta, non è una cazzata, cioè se non ce l'avessimo avuto in questo periodo, anche semplicemente le serie televisive, veramente sarebbe stata molto più dura, ecco. C'è stato un consumo di serie televisive in questi 2 mesi pazzesco proprio. Pazzesco. Guarda, io parlo in particolare dei musicisti e i compositori, ma anche semplicemente gli interpreti esecutori, che sono quelli che in questo momento stanno soffrendo veramente tantissimo, perché non hanno il rapporto col pubblico, non campano di diritti d'autore, e sono loro che poi mettono in musica quello che quelli come me scrivono, quindi senza di loro non saremmo niente. Questo lo dice Morricone, ma te lo dice chiunque, e quindi in questo momento bisogna assolutamente aiutare veramente mettere una pezza e aiutare tutto questo comparto, perché non hanno proprio la possibilità di lavorare, come in tanti altri campi, per carità, non soltanto nell'arte, ma sono veramente tra i più esposti e i più deboli in questo momento. Quindi vorrei ricordare anche gli studi di registrazione, la differenza che c'è di questo comparto lavorativo con tutti gli altri è che qui nell'ambito cinematografico, musicale, di spettacoli dal vivo, in effetti non si sa quando si riprenderanno le attività. Lo spettacolo dal vivo sarà durissimo, perché comunque perché al cinema sento che vengono elaborate delle proposte di aperture anche non troppo in là, cioè ti immagini, se ancora non è stato inventato un vaccino, ti immagini qualcuno che vada volentieri al cinema con la mascherina e a distanza di 3 posti da quello vicino o di 2 posti? Io faccio fatica, però magari fosse. Ecco, allora veniamo a quel di positivo, quel che di positivo noi abbiamo, ad esempio, ecco, dei progetti che tu a cui stavi lavorando, che in qualche modo si sono bloccati o forse ancora non sono stati conclusi, probabilmente proprio per queste cause. E sto parlando di 2 film: il nuovo film di Sidney Sibilia, L'incredibile storia delle Isole delle Rose, e soprattutto il nuovo film di Gabriele Mainetti, perché è un vero e proprio lungometraggio, non lo fa dai tempi di lo chiamiamo Gigolo Bo. Ecco, che cosa ci puoi dire? Fai te, a tuo buon cuore. Guarda, sul film di Gabriele ti posso dire che è un film molto importante, è un film che a mio parere va visto al cinema e che spero potranno vedere prima o poi al cinema tutti quanti, e altro non ti posso dire. Ok, di Sidney Sibilia puoi dire qualche cosa? Che sto lavorando così. Che stai lavorando così. Che sto lavorando all'Isola delle Rose, anche questo è un film bellissimo, e sicuramente diverso rispetto a Smetto quando voglio, ma
comunque c'è la cifra di Sydney dentro, sia come scritto sia in come girato, ed è una storia tratto da una storia vera, quindi è ancora più affascinante. Va bene, allora questa finestra sul futuro ci fa capire che insomma questi due progetti che hai parlato sono tutti e due interessantissimi. Allora io ti saluto, prima di salutarti ti faccio una domanda a bruciapelo che mi serve per introdurre e presentare un pezzo che andrà in radio. Agli altri ho sempre chiesto dammi un titolo di una movie song che ti piace. A te non farò questo, a te dirò dammi un titolo di una delle canzoni che suonavi con Piero Pelù che ti piaceva, godevi a farlo, a suonarlo ai tempi. Io uno dei brani che ho sempre amato si chiamava Lulu e Marlene, è un vecchio brano dei Litfiba e niente, mi piacerebbe risentirlo. Va bene, allora con Lulu e Marlene io ringrazio Michele. Grazie a te. Grazie per essere stato su Soundtrack City. Grazie tante, grazie a tutti. Ciao.